una partita che forse nel secondo set Vibo poteva riaprire, poi cosa è successo? Ma io direi che Padova ha meritato questo successo, è una squadra che gioca molto meglio di noi. Noi siamo andati molto a sprazzi e non da ultimo il fatto che io questi giocatori non li conosca poi tanto bene, però direi a parte una parentesi nel secondo set abbiamo giocato in modo molto altalenante. D'altronde il campionato italiano è molto complicato, molto difficile, complimenti a Padova, noi ci dobbiamo riboccare le maniche, preparare la prossima gara con calma e tranquillità, anche perché i nostri obiettivi sono quelli di salvarci, perciò dovremo andare a trovare punti su qualunque campo se fosse possibile. Cosa le è piaciuto di meno e cosa le è piaciuto di più oggi della sua squadra? Alcuni giocatori non hanno risposto male, però è troppo altalenante il gioco di squadra. Facciamo fatica a mantenere un livello costante di battuta rispetto a loro, abbiamo fatto troppi errori, tante palle come pallonetti, palle in difesa, loro hanno dimostrato di saper giocare molto meglio di noi e poi hanno giocatori come Torres che ha fatto la differenza stasera. Per quanto riguarda invece lei, il ritorno in Italia, quest'anno si dice che la Superlega sia tornata ai livelli magari di qualche anno fa. Lei da quello che ha visto, cosa può dire di questa Superlega? Io ho trovato un livello di preparazione altissimo. Tenete conto che io sono stato in Russia tanto tempo e c'è veramente una grandissima differenza. Ho trovato un club molto organizzato, perciò un livello molto alto di preparazione, una buona mentalità, una buonissima cultura. Perciò c'è tutta la possibilità qui in Italia di poter sviluppare un lavoro ottimo con giocatori che hanno una buona mentalità e poi si vede che le squadre sono cresciute molto, tanto.